La mostra si avvale anche della collaborazione di una firma prestigiosa, quella di Giovanni Granzotto. Dopo la laurea in giurisprudenza all'Università di Padova, frequenta il CUOA un master in organizzazione aziendale e il corso in arte e finanza alla London School of Economics. Collabora nel corso degli anni 70 alle pagine culturali del Piccolo di Trieste e del Messaggero di Udine. Proprio in quegli anni fonda lo studio d'arte GR, che si occupa di mercato dell'arte, ma anche e soprattutto nell'organizzazione e della cura scientifica di rassegne espositive, di consulenze tecniche, eccetera. Mentre negli anni 80 e 90 dirige alcune delle maggiori case d'asta italiane. Pitti Finarte, Semenzato, collabora con Sotheby's America per l'Ottocento Veneto ed altre ancora. Ha tenuto a metà degli anni 90 e per 6 anni circa un'importante rubrica sul tema dei falsi nell'arte moderna sulla rivista Arte In e molte conferenze e seminari nelle province italiane sulle potenzialità dei veicoli culturali relativamente all'economia dei luoghi. Vince un concorso, come primo degli esterni, per insegnamenti in allestimenti alle Belle Arti di Roma, ma non esercita la professione accademica. Tiene corsi e seminari su promozione culturale e artistica in alcune università e in molte province italiane. Da molti anni svolge attività di consulenza per il nucleo tutela del patrimonio artistico dei Carabinieri del Veneto ed è da più di 30 anni consulente del nucleo tutela patrimonio artistico della Guardia di Finanza del Triveneto. Da molti anni è presidente dell'Archivio Storico degli Artisti Veneti. È considerato il maggiore esperto europeo sull'arte programmata ed uno dei più autorevoli studiosi delle avanguardie italiane del dopoguerra, soprattutto nell'arte veneta contemporanea. Proprio il tentativo di far conoscere questa cultura e questa storia nei musei di tutto il mondo è diventato l'impegno centrale degli ultimi suoi anni. Ha al suo attivo più di 400 pubblicazioni di testi critici relative a rassegne espositive pubbliche che ha curato o come membro nei comitati scientifici. Onestamente ho accettato il richiamo e la proposta di questi due carissimi amici di antica data che mi hanno detto quei matti di Crocetta hanno immaginato un programma triennale ed è allora io sono amico di Antonella e straordinariamente poi da sempre amico di questo signore che rappresenta Aldo Midi, ma che rappresenta anche la sua formidabile visionarietà, tenetevelo caro, non avrei potuto non accettare a prescindere perché sono due miei carissimi amici. Ma poi sentire per la prima volta, forse la prima volta, non insomma quasi, che una piccola cittadina che io comunque conosco, cioè di una zona che amo anche molto, ma una piccola cittadina del nostro territorio, proponesse quello che vado proponendo, loro lo sanno, da decenni in giro per l'Italia, non nel solo nel Veneto, da decenni in giro per l'Italia. Ho fatto seminari, conferenze, di tutto e di più. Talvolta, devo dire la verità, ahimè, venendo quasi più ascoltato a sud Italia, sul fatto che noi che siamo il paese al mondo che ha il 60% di tutte le ricchezze culturali del mondo, il 60% di tutto il mondo, e che siamo il quarto o quinto paese, adesso ci ha superato di pochissimo il giornale il giorno di presenza, il quarto o quinto paese turistico, ci ha superato anche la Germania. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Lei ha detto, signor Sindaco, è una cosa bellissima quella di crederci, di far conoscere, di far crescere, ma è la cultura, non è una spesa, è una risorsa, è la più grande risorsa che ha l'Italia, che non hanno i cinesi,
che non ha tutto il resto del mondo. Tutto il resto del mondo non ha. La Francia vive fondamentalmente su 3 città e fondamentalmente su Parigi. E Parigi Parigi vive sul Louvre, sul Pompidou e sul Museo La Gare d'Orsay, e con tutto l'indotto. I musei diocesani italiani hanno 10 volte quello che ha il Louvre.